Sì. Che importanza ha Giacomo di Brazza? È fondamentale nella mostra, principale, perché tutti conosceranno Pietro Savorgnan di Brazza, che è un esempio positivo di un periodo onestamente molto controverso come il colonialismo. Giacomo è il fratello e nella quarta spedizione di Pietro Savorgnan di Brazza in Congo ci va anche Giacomo, ci va insieme a un amico di infanzia che è Attilio Pecile. Si tratta di una esplorazione molto importante perché conduce al reperimento di moltissimo materiale etnografico che giunge in Italia insieme anche a materiale naturalistico. In queste immagini in realtà lo vediamo nella Val Raccolana, di cui forse Giuseppe può raccontarci qualcosa di più. In effetti il nome vero Giuseppe di Brazza è legato tanto alla Val Raccolana. Certamente, Giacomo Savorgnan di Brazza è di fatto lo, virgolette, scopritore della Val Raccolana, segnatore dei ghiacciai, ed è colui che per primo redige una carta geografica di dettaglio di questo territorio che pubblica nel 1883, i rilievi sono un paio d'anni prima, con la Società Geografica Italiana. Naturalmente col suo nome ricordato nel rifugio di Brazza. Nel rifugio che venne costruito poi tra parentesi pochi anni dopo questo primo rifugio in territorio della Val Raccolana. E il grande pregio dell'opera, ecco, questo è il primo ricovero di Brazza. Il primo ricovero di Brazza, no? Che tra parentesi verrà anche illustrato meravigliosamente sulla rivista Su in Alto, o forse era addirittura nei primi numeri della cronaca della SAF. Della SAF, sì. Dal punto di vista invece come esploratore, Paola, due parole proprio come esploratore noi lo abbiamo trattato in maniera piuttosto approfondita perché lui è un naturalista, lui è laureato in scienze naturali a Roma e viene mandato dal governo francese, perché dobbiamo ricordare che poi questa spedizione era composta da italiani ma pagata dal governo francese, viene mandato dal governo francese per arricchire i musei della Francia, quindi riporta a Parigi 80 casse tra materiale etnografico e materiale naturalistico e per un contratto che aveva con il governo francese poteva vendersene una parte. Un esemplare spettava alla Francia e il resto lo poteva vendere, tant'è che il materiale che voi, se andrete a vedere la mostra, potrete osservare nelle bacheche, è il materiale che lui ha venduto al Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini di Roma. Ecco, un altro nome importante nella Carnia è quello di Gortani. Che è legato all'Africa anche lui. Sì, Michele Gortani, che è il grande geologo carnico, no? Questa è la tradizione con cui non lo conosciamo. Oltretutto per noi è importante perché è un po' il papà del Museo di Storia Naturale, no? Le sue collezioni sono conservate lì. Compie 2 spedizioni scientifiche in Africa orientale italiana fra il 1936 e il 1938, finalizzate alla ricerca di petrolio. Erano finanziate dall'Agip, organizzate poi in realtà da un altro grande nome della geografia italiana che era Giotto Dainelli, quindi un fiorentino. Vedremo, magari ci capita di parlarne, intimamente collegato con i friulani d'altra parte. E parte e va in un settore particolare dell'Africa orientale italiana a cercare petrolio vicino all'Afar, cioè la zona della famosa fossa tettonica che egli descrive, oltretutto è interessante, ci scriverà degli articoli sopra, descrive forse anticipando anche alcune conoscenze. In realtà scopriremo che non trova il petrolio, no? E ci sono delle storie divertentissime, degli aneddoti su queste ricerche legati, immaginatevi, siamo in un periodo importante a spionaggio industriale, problemi militari notevoli, però descrive in una maniera perfetta la zona. È anche divertente, Paola lo sa, leggere alcune delle sue lettere in cui dice: in fondo noi non avremmo trovato petrolio, ma abbiamo descritto un territorio nuovo e l'abbiamo fatto senza sparare un colpo di fucile. Ecco, beh, questa è